Io non ho sentito niente. La mia vicina qua ha detto che sentiva gridare, ma dopo hanno sentito dei spari. Penso siano quelli della villetta di là, hanno chiamato i carabinieri. Mi sembra impossibile che Silvano abbia fatto una cosa simile. Era una persona normale, semplice, anzi buono, perché ci salutavamo sempre, lo vedevo sempre. I carabinieri hanno messo i sigilli alla villetta di Via Rossini. Al caos delle sirene, delle gazzelle dei carabinieri e delle ambulanze segue il silenzio. È un quartiere sotto shock, quello di Mediadino San Fidenzio. Qui tutti conoscevano Silvano Vigato e la sua compagna, lui imprenditore, lei intermediatrice immobiliare. L'uomo però ultimamente era più preoccupato, come confermano i vicini. Era un po' giù, diceva che non riusciva a dormire e Ma per problemi di salute? noi pensavamo di sì. L'ho visto 2 giorni fa, ci siamo salutati, ha detto che non stava bene, che faceva fatica a dormire, non stava bene. Pensieri, ha detto al vicino, restando sul vago, ma niente comunque lasciava presagire al drammatico epilogo. La traiettoria del proiettile che ha ucciso il 65enne è compatibile con uno sparo a distanza ravvicinata. L'arma accanto al corpo, tutto porta a pensare ad un suicidio. Silvano era una brava persona, mai una lite o uno sgarbo. Una brava persona, almeno per quanto mi riguarda, conoscevo sia lei che lui. Nessuna cosa faceva presagire al limite qualcosa che poteva succedere, assolutamente no. Lei conosceva il signor Silvano? Sì, era una persona tranquilla, niente da dire, passava tutte le mattine, ciao ciao. Quando è stata l'ultima volta che l'ha visto? Ieri è andato via, ieri mattina, ha salutato, tranquillo. Non so cosa che possa essere successo nel frattempo. Io conoscevo persona a posto, senza brava persona. Cosa sia successo? Ma ha visto qualcosa? Ha sentito qualcosa? No. Tutta la comunità è scossa, come conferma anche il sindaco di Borgo Veneto. Purtroppo ha scosso un po' tutti i sentimenti delle persone che ci vivono. C'è un'indagine in corso, speriamo insomma venga fatta, innanzitutto che si riprenda chi adesso in questo momento si trova in ospedale, e per il resto è difficile fare qualsiasi ipotesi.